Festa degli apicoltori veneti con più di 300 addetti ai lavori. Oggi, domenica 3 dicembre, l'Odissea di Spresiano ha ospitato i protagonisti del settore con l'iniziativa promossa da APAT, Apicoltori in Veneto. Il focus della giornata è stato sulle specie aliene che mettono in pericolo gli alveari. In particolare c'è il timore della diffusione della vespa velutina. In regione, infatti, è già stata registrata 3 volte la sua presenza. Di questo hanno parlato gli specialisti Michelina Pisceddu del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari e Federico Cappa del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze. Oltre ad essere un momento di condivisione e formazione, la festa degli apicoltori ha premiato i lavori degli alunni della scuola primaria di Spresiano. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, siamo qui all'Odissea per la festa degli apicoltori veneti, dove avete anche coinvolto i bambini della scuola primaria che hanno vinto un premio. Sì, è già il secondo anno che li coinvolgiamo e fanno questi meravigliosi lavori che vedete alle mie spalle e cerchiamo di insegnare loro ad avere cura di questi piccoli animaletti, ma soprattutto di avere un ritorno da loro, di vedere cosa pensano loro, ecco, di questa meravigliosa società. E oggi abbiamo premiato le tre classi prime delle scuole primarie con dei buoni libri per le loro biblioteche. Inoltre, in apertura dei lavori ha parlato dell'iter del miele IGP del Piave, come sta procedendo? Allora, l'iter non è semplicissimo, nel senso che ottenere un marchio non è più come 20 anni fa, ecco, ma è un percorso un po' più complicato. Vengono richieste appunto delle peculiarità del prodotto e del marchio appunto che si vuole registrare, però siamo decisamente a buon punto, abbiamo preparato la relazione e adesso speriamo, insomma, in un tempo ragionevolmente breve di ottenere questo importante traguardo. Stefano Dal Colle, presidente di APAT, Apicoltori in Veneto, qui a Spresiano per la festa degli apicoltori. Com'è andata intanto? Come sta andando, anzi? Come sta andando? Qui è una gran festa oggi, anche se veramente le preoccupazioni non darebbero molto da festeggiare. È stata un'annata difficile per l'apicoltura e abbiamo perso quasi completamente la produzione della caccia, che è il miele più importante economicamente per l'apicoltore, poi abbiamo recuperato un po' con l'estate e diciamo quello che però preoccupa attualmente è questa minaccia di un predatore alieno che è la vespa velutina. Le nostre api convivono da migliaia di anni con il calabrone dal quale riescono a difendersi perché lo conoscono, non riescono a difendersi dalla vespa velutina perché non la conoscono. È una vespa che viene dall'Oriente, dall'estremo Oriente e questo ci preoccupa parecchio anche perché attualmente non ci sono mezzi lotta efficace che possa tranquillizzare gli apicoltori. Abbiamo invitato due personaggi a questo convegno davvero di fama nazionale, la dottoressa Michelina Pusceddu, Università di Sassari, e il dottor Federico Cappa, Università di Firenze. Stanno già studiando, ricercando alternative alla classico caccia alla vespa, alternative che siano un po' più efficaci e oggi appunto è il momento di presentare la situazione della ricerca. Avremo poi un intervento anche di Coldiretti sulle novità fiscali per l'apicoltura e l'agricoltura in generale e diciamo, il sindaco ha già prima parlato l'importante lavoro fatto con i bambini. È interessantissima la cosa, importante, eccezionale il lavoro poi che c'è stato, ringraziando sia i bambini, sì, ma anche le maestre che hanno dato l'input per un lavoro e voi avrete modo di vedere poi i lavori di questi bambini. Li abbiamo premiati grazie appunto al supporto del Comune di Spresiano, dei Coldiretti, della Banca Prealpi San Biagio. Tutti insieme si riesce veramente a fare qualcosa di interessante per promuovere, per far conoscere il lavoro dell'ape e dell'apicoltore.